Ciao a tutti federali, eccoci a fare il secondo capitolo della campagna di Fall of the Samurai di Shogun 2 Total War. Allora, facciamo un attimo un breve riassunto di quello che era successo nel capitolo precedente, che comunque non è che fosse successo tanto, perché più che altro abbiamo visto come cioè, l'inizio della storia dell'intera campagna, più comunque la storia del clan Chosu che come aveva detto il tipo praticamente aveva sofferto molto nel vecchio periodo Sengoku Jidai, quello dove è ambientato poi il Shogun 2, perché era sempre stato contro lo shogunato e quindi adesso è dalla parte dell'imperatore perché per riscattarsi, diciamo. E praticamente avevamo subito una provincia, diciamo che vicina, che era in guerra con noi, per cui la sono subito andato ad attaccare, mentre invece l'altro confine è parato da una provincia già mia alleata, di cui c'è anche già come si chiama, la libertà di poterci passare con le truppe nella sua terra. Per cui direi che possiamo proseguire col secondo capitolo. Di altro non è successo poi niente. Quindi andiamo subito a vedere cosa succederà. Allora, eccoci qua. Eravamo rimasti che stavo attaccando il mio avversario in guerra qua e praticamente non aspetto che comunque attacchino loro perché non ha senso fare un assedio con queste truppe così di base, se perderei un sacco di truppe. Vediamo un pochettino come siamo messi qua, non posso fare nulla. Qui sto sempre facendo la ricerca della modernizzazione, scusate se con la nuova grafichina un po' copro le parti in alto a sinistra, però mi piaceva e quindi vabbè. E niente, possiamo passare il turno allora intanto. Allora, lui ancora non ha attaccato. Adesso io sto avendo un po' di logoramento nelle truppe, quindi... Ma in ogni caso anche lui, quando fai un assedio, col fatto che non fai più arrivare cibo, eccetera, cioè, calano le truppe anche all'esercito nemico, vedete, infatti. Per cui c'è di poco, ma come da me, quindi i numeri sono sempre stabili. Allora, visto che comunque nel primo capitolo avevo un po' spiegato in maniera grossolana le strutture che andavo a costruire, visto che qui c'è ancora tempo, lo spiegherò un po' più dettagliatamente. Allora, praticamente noi qui abbiamo messo a fare il forno per argilla, che praticamente mi riduce i costi del 10% e mi aumenta ovviamente la ricchezza della provincia, più anche la crescita della città, insomma derivante dal commercio. Poi abbiamo il porto che oltre che arruolarmi più navi, altri tipi di navi, mi crea una rotta commerciale e praticamente mi aumenta anche questo la crescita della città e l'economia di conseguenza. Per cui è molto buono come base economica questa struttura qua, è abbastanza basilare. Poi, in ogni caso, ho fatto anche, visto che comunque vado avanti con la modernizzazione, quindi visto che il popolo è molto attaccato alla tradizione, quindi aumenta l'infelicità, con questo ti aiuta a reprimere un pochettino le rivolte e ad aumentare la felicità della provincia. E poi ti fa reclutare gli shinishi, qui come cavolo si chiamano, che ti aiutano comunque a tenere buona la gente ed influenzare, cioè far passare molta più gente dalla parte dell'imperatore. Poi, scusate, e poi basta. Poi andiamo, la struttura invece principale, quella del vecchio shogun, era una struttura singola, che era la fortezza che tu portavi su. Qui invece hai la cittadina da occupare, che è la parte economica della città, quindi ti aumenta lo slot di costruzione, ti aumenta la crescita della città e ti aumenta la modernizzazione, dandoti un pochettino di infelicità alla popolazione, sempre perché è legata alle tradizioni. Poi, mentre invece se tu fai la roccaforte, questa qui è la parte legata alla parte militare, ti aumenta uno slot di arruolamento, ti aumenta la resistenza ai bombardamenti della città e ti aumenta la repressione della città derivante dalle guarnigioni varie. Per cui si è sdoppiata insomma la struttura principale. Quindi direi che adesso non abbiamo niente da fare perché comunque dobbiamo aspettare che mi attacchi la città. Intanto potrei con la mia barchetta andare a esplorare qua, là in alto, vedere un po' come sono messi i clan vicini, giusto per avere un'idea, cominciare a fare qualche trattato di come va BB, che ho fatto andare veloce. Ma non, qui abbiamo una città dalla parte dell'imperatore
Adesso voi non vedete, ma comunque col fatto che ho l'influenza io del mio clan, eccetera, sta aumentando piano piano che sta andando alla commentatura. Passiamo tutto. Benissimo, allora finalmente si è deciso ad attaccarmi. Me la dà leggermente in vantaggio a me, loro hanno due, tre moschetti, due lancieri, un lanciere figo, due generali, io ho un po' più di moschetti, quindi cioè, salviamo e direi che possiamo andare. Eccoci qua. Per prima cosa intanto cominciamo a mettere giù la formazione. Come nel calcio, no scherzo. Vediamo giù le mie truppe. Allora, mi metto al centro i lancieri più forti, che sono quelli che sono veramente potenti questi lancieri, sono praticamente la stregua dei samurai cagliari. Quelli più deboli me li metto un pochettino ai lati, per supportare un po' le cariche di fanteria corpo a corpo. I miei fucili più forti al centro, gli Yashigaru, che sono praticamente degli Yashigaru questi. Li metto ai lati. Questi qui che sono dei moschetti veramente tristi, me li lascio qua. Che hanno poca portata, hanno 100 di portata in confronto agli altri che sono 25, me li metto qua. Poi i miei due generali me li metto qua dietro. Direi che così ci siamo, facciamo un gruppettino. E vediamoci qua. Che mappa di merda. Vabbè. E niente, possiamo partire. Il nemico si Andiamo. avvicina, signore. Dovete respingerli. Ok, adesso cominciamo ad avanzare, intanto visto che adesso sta arrivando in tromba anche lui, devo cercare di beccarlo nel momento che cerca di posizionarsi bene, così io guadagno un po' di bel vantaggio su di lui. Ok, non è tanto semplice mettersi a posto perché mi sono messo quei moschetti là ai lati, quindi devo fare passi un po' più lato. Ok. Adesso potrò capire anche bene lui che manovra va a fare. Lui comunque, cioè io ho un paio cioè ho due moschetti in più, mi sa, uno in più, no uno in più mi sa. Cioè me la dà un pochettino in vantaggio a me, penso perché quel moschetto lì, non so. Intanto mi sto destreggiando nel posizionare un po' a culo, ma lo stesso. Perché vedo delle truppe là e delle truppe qui che stanno arrivando, adesso io cerco di prendermela con quelle e di essere subito a portata, così mi porta in vantaggio di schermagliatori. Anche se lui sicuro come loro ci scommetto le balle, adesso vado un po' più indietro così me si mettono subito a posto come ranghi, anche se lui mi caricherà subito, il computer fa sempre così. Anche perché gli converrebbe, perché adesso lui per tempo a sistemare, tanto qui mi metto, cerco di chiudere un po' a morsa con gli altri miei fucilieri, perché se adesso lui si aspetta di mettersi in posizione prende subito le fucilate. Tanto qui avanzo con i miei fucilieri, cercare di entrare in portata mentre lui sta sistemando. Avanzo anche con la mia fanteria in modo tale da riuscire a persuadere le eventuali cariche. Poi altre cose che ho notato, che un po' l'ho già giocata per conto mio, è che caricano con i generali subito, così proprio a Google. Adesso ci sta mettendo tutto stop, questi bisogna avere di posizione qui, e questi li chiudo a morsa di qua. Perfetto, mettiamo qui dietro i lancieri, e anche qua li metto qua. Bene, gli altri lancieri sono là, direi che sono coperto abbastanza bene, avanti con i generali. Ok, adesso lui sta avanzando e carica ovviamente. Vabbè. Qui adesso cerco di fermare il suo generale, vedete che carica quel generale. Adesso prendo un po' di fucilate, adesso non sono molto precisi, ma perché sennò era già andato in fuga, fossero stati delle truppe un po' forti. Intanto cerco con i miei migliori lancieri di fare andare fuga tutti i generali. Quindi cominciano a sparare, adesso mando anche i lancieri lì. Mi sto già prevedendo, cioè, sono proprio di merda truppe. Appena prendono una carichina, subito sono titubanti, 18.000 qui. Ok, qui adesso nel centro si crea la gran massa. Qui c'è i miei lancieri, Signore, il moschetti dietro. vostro generale è sotto attacco. Mando anche i miei generali a dare una mano, visto che li mando i suoi.
No, c'è 3 moschetti contro 4.000. C'è 3 fucili contro 1. Ecco, qui adesso mi sono girato, in modo tale da prendere alle spalle le truppe nemiche. Però forse è meglio che prendo questi qua alle spalle, i fucili. Tanto sono già titubati. Io ho i miei lancieri più forti che stanno prendendo un sacco di esperienza, perché stanno prendendo questi 18 truppe, 1000 truppe, però stanno facendo molto bene. Incipiamo e aumentiamo il morale. Qui adesso mi sta arrivando il generale, ma non arriva, non ce la fa arrivare. Pam pam, via, è andato già, salutiamolo. Ok, state in posizione, dove andate? Cosa vi scombinate? Dovete solo sparare col fucile voi. Ok, andiamo, portiamo fuori tutte qua. Adesso qui c'ho i generali, me li porto dietro che è meglio, che si prendono le fucilate, se no poverini. Magari questi come si devono andare a mettere. State indietro qui. Questi adesso vanno in fuga per conto loro. Ok. La fanteria l'ho mandata tutta qui. Adesso vediamo di cominciare a chiudere morsa e di mandare a cagare con tutto il resto. Qui sono i miei lancieri poverini che hanno preso un sacco di fucili, fucilate anche da me. Questa è una coglionata che ho finito. Cominciamo a portare il generale avanti che dopo seguirò i fuggiaschi. Così. Qui rimangono qui i moschetti, ma sono già tutti mezzi in fuga. Ma la battaglia è già vinta. In generale non è... So che pensate che sia una coglionata, ma non è solo dire. Ok, mi dà vittoria, adesso tanto io continuo per fare più morti possibili. Allora, benissimo. Io ne ho persi veramente, cioè non ne ho persi tanti di uomini, quindi le reintegro, ho fatto anche Di un esperienza. territorio accresce la Ok, fama di un clan in tutto il eccoci Giappone. qua. Tuttavia, Accordo ciò commerciale comporta sospeso, un si nuovo vede che questa titolo città per me il Daimyo, l'ha che dipende andata dalla a sua cagare. fedeltà allo shogun o Quindi non all'imperatore. posso più Quando la commerciare. fama raggiunge un certo Oh, qui è livello, arrivata la dobbiamo primavera. Qui il scegliere bello è se che le seguire stagioni non è l'uno come o l'altro l'altro, Shogun, dichiarando che è guerra a tutti i loro praticamente avversari. Per maggiori una stagione, un turno. Qui hai più turni per una stagione, penso che siano 4, o 3 o 4. E praticamente ogni stagione dà i suoi bonus, o malus, a seconda. Qui la primavera dà la felicità. Qui intanto cerco di finire quello che ho cominciato, conquistandomi. Vedete che ho fatto un sacco di morti ed è avanzato poco e niente, quindi dovrei proprio prendermela agevolmente. Zero perdite, benissimo. È salito di grado anche generale, benissimo. Allora, direi occupazione pacifica, adesso. Penso, sì, anche se da un sacco di soldi si versa che però vabbè. Generare aumento di grado, va bene. Faccio anche la missione, così adesso mi aumenta anche l'influenza che hanno, che ha, diciamo, da mettere dalla parte dell'imperatore le genti che sono dalla parte del shogunato. Allora, per prima cosa, qui metto subito a posto la fortezza. Qui potrei fare il porto, ma lascio perdere per adesso, mi tengo un po' di soldi. Anche perché qui c'è la ferrovia, voglio svilupparla, che mi darà una bella mano. Costa un sacco, 5.000 per portarla su. Adesso è il generale, allora, vediamo un pochettino, qui o aumento di 5% il reintegro delle unità, o mi aumenta di 1 la portata del bombardamento. Ma a me mi piace più questo. Poi, adesso qui vi spiegherò una volta per bene come funzionano in un capitolo a parte, come funzionano bene, diciamo, le abilità dei generali, eccetera, e dove voglio arrivare, dove secondo me è meglio. Per adesso vado qua. Poi dopo, perché sennò diventa troppo lunga in questo capitolo. In un prossimo capitolo lo spiegherò tutto per bene, per bene, per bene. Ok. Ovviamente sbaglio. Ok. Comunque quello mi aumentava l'attacco corpo a corpo, almeno così quando carico dai lati è buono, della guardia e del generale. Allora, niente, direi che per questo capitolo ci possiamo fermare qui. Io già vi potrei dare fare un altro sondaggio. Adesso, visto che ho conquistato quella città, potrei venire qua a prendere a cominciare a conquistare qui nella penisola, che praticamente mi darebbe delle zone un po' franche, perché quello che rimarrebbe sarebbero i miei alleati, oppure venire qui nella terraferma e cominciare ad espandermi piano piano verso le città che hanno i shogunati, insomma, quindi andare proprio contro
alle città più grosse dello shogunato, come diceva prima, penso che sia Kyoto Edo. Per cui penso già di proporvi questo sondaggio che scadrà, adesso ve lo scrivo, ci penso un attimo e ve lo scrivo come annotazione nel capitolo. Per cui direi che per questo capitolo è tutto e adesso vediamoci anche le altre cose che propongo nel mio canale. Ciao a tutti Piaderoli. Ok. Allora. Adesso spero che li abbiano finiti. Abbiamo già seccati 3 di eserciti, porca boia. Qua intanto comincia a impostare le costruzioni, perché intanto che fa l'altro, l'altro giocatore può cominciare a impostare, diciamo, le costruzioni. Ovviamente non le dirò perché siamo iniziati insieme, quindi non è che posso dirgli adesso certo. alzo la fortezza per farmi più slot, più truppe, più tutto, cioè c'era un coglione. Ecco, adesso che comincia lo scontro finale. Cerco di attirarlo qui vicino dove c'è le torrette, lui a bocca. E comincia lo scontro fra i nostri due cadeti. Ok, così almeno ci vedono due rossi. E io ho aperto tutte praticamente le truppe aeree. E adesso seguo anche tutto il resto. Dopo le triadi vanno giù come niente perché tra corpo a corpo e gargoyle muoiono subito. Seccato il primo eroe, seccato il secondo eroe, lo concepisce che ha perso e se ne va. E scampa. Infatti ha già lasciato la partita. E praticamente tutto l'esercito pieno.